L'assessore regionale Lanzarina ripercorre il travagliato percorso che ha portato all'approvazione di linee guida condivise in conferenza Stato-Regioni per il prossimo anno scolastico. Di fronte alle misure del governo il confronto si era bloccato con le regioni che avevano portato le proprie proposte poi accolte dall'esecutivo. Organici, risorse, mascherine, i nodi più difficili da sciogliere. Alla fine da Palazzo Chigi è arrivato lo stanziamento di 1 miliardo di euro, la promessa di assumere personale docente e ATA, mentre per quanto riguarda i dispositivi, 2 settimane prima dell'avvio delle elezioni spetterà al Comitato Tecnico Scientifico pronunciarsi. Le regioni in sede di confronto hanno voluto fortemente venisse riconosciuta l'autonomia scolastica. Ogni scuola ha una storia a parte, ha un vissuto a parte, quindi deve anche poter agire in base insomma, a quelle che sono le condizioni logistiche, strutturali, diciamo così, anche la numerosità degli alunni che c'è all'interno di ogni scuola. L'educazione a distanza è qualcosa di aggiuntivo, è qualcosa che può essere, ma non deve assolutamente sostituire la formazione tradizionale. Rivista anche la distanza di 1 metro che sarà da testa a testa per gli studenti e di 2 metri dall'insegnante, e questo, spiega l'assessore, faciliterà il compito degli enti locali e dei dirigenti scolastici di reperire spazi necessari. Discorso a parte poi il Veneto l'ha fatto per la fascia 0-3 e 3-6 anni. Abbiamo chiesto un'attenzione maggiore ma anche una maggiore flessibilità per quanto riguarda il comparto 3-6. Propedeutiche saranno le linee guida adottate per l'avvio dei centri estivi che prevedono un rapporto tra educatore e bambino. Quello che noi abbiamo chiesto però è appunto che non ci siano rapporti e che anche le misure di distanziamento all'interno delle classi siano più flessibili rispetto a una primaria, una secondaria o una scuola superiore, dove ci sono dimensioni e modalità diverse anche. Ma il lavoro per il prossimo anno scolastico non può ancora dirsi concluso. La richiesta dell'aumento dell'organico, la richiesta di fare un tavolo separato per quanto riguarda il problema dei trasporti, perché poi l'altra tematica sarà quindi i trasporti, come arrivare a scuola in sicurezza e con tutte le modalità e le linee che verranno appunto varate.